2, 3. Pressa, bellezza, messo la principessa. Tu che parla bene, magni su che mai conosco. Pressa, bellezza, messo la leonessa. Sei così sicuro di conoscermi davvero anche tu? Bresa Belessa, un nuovo appuntamento che si apre con la Pampognolo. Che cos'è la Pampognolo in dialetto bresciano? La ciabatta, è il maggiolino oppure la zanzara? Poi attenzione, prima di ospitare gli uffici tecnici dell'amministrazione comunale in via Marconi, cosa ci fu in quell'edificio, in quella serie di edifici? I magazzini comunali, ci fu un ospedale oppure una grande cascina? Terza e ultima domanda, in che periodo vennero realizzati i portici di Corso Zanardelli? Nella seconda metà del Settecento, nella prima metà del 1800 oppure nella seconda metà del 1800? Qui, su Teletutto, restate con noi a tra pochissimo. Ecco, qui è tornato il giovane Don Marco. Tu sei, che fai le prediche? Le fai lunghe o corte? Una via di mezzo. Quando vedo che la gente comincia a guardare in giro, taglio, arrivo a conclusione. Chiudi. Esatto. Chiudi. Vabbè, questa potrebbe essere una tattica. La Pampognola non c'entra con la predica. Che cos'è, caro Don Marco, la Pampognola? Lo sai cos'è la Pampognola? È una zuppa. La zuppa? Un cibo, no. Pampognola con i fagiolini, i pisellini. E prima di ospitare gli uffici tecnici dell'amministrazione comunale in via Marconi, cosa c'era in quell'edificio? Manco sai dove sta. I magazzini comunali, un ospedale o una grande cascina? Una grande cascina. Una grande cascina, dici una volta Brescia era tutta rurale. E in che periodo vennero realizzati i portici di Corso Zanardelli su cui tu facevi le vasche il sabato pomeriggio? Nella seconda metà del Settecento, nella prima metà dell'Ottocento o nella seconda metà dell'Ottocento? Prima metà dell'Ottocento. Così dice il prete, non lo contraddico, Guardate quanto è bella la signora Renata. Da cosa si capisce che la signora Renata è appassionata amante di cavalli, La felpa. La felpa. Ma sto cavallo, poretto, chi lo accudisce in sto periodo? Ci va ogni tanto? No, voglio andarci, ma purtroppo non si può montare. Vabbè, è al maneggio comunque. Ah, un cavallo Ikea praticamente. È ancora smontato, vabbè, dai. Senti un po' come si chiama sto cavallo, che lo salutiamo nel caso ci stesse guardando. Si chiama Gloria e è bionda come me. Bionda come te. Gloria, porta pazienza che tra pochetto porterà la pappa, Oh, intanto non c'è la pappa ma c'è la Pampognola, cara Renata. E cos'è la Pampognola? È la ciabatta, il maggiolino o la zanzara? La Pampognola in dialetto. Maggiolino. Brava, Pampognola, volano, può essere, vedi? Prima di ospitare gli uffici tecnici dell'amministrazione comunale in via Marconi, la zona ospedale, quell'area, la grandissima. Cosa ci fu in quell'edificio? Cosa ospitava? I magazzini generali, comunali, un ospedale oppure una grande cascina, secondo te, Renata? L'ospedale? Un ospedale, ragazzi, queste cose. E in che periodo vennero realizzati i portici di Corso Zanardelli, dove tu, quando ancora si poteva, facevi lo struscico? Nella seconda metà del Settecento, nella prima dell'Ottocento o nella seconda dell'Ottocento, cara e bella Renata? Provo a indovinare, prima dell'Ottocento. Oh Renata, se tiro qua che succede? Niente, pensavo suonasse. No, si stacca. Non scende l'acqua, nulla. Bene, grazie ai bresciani coraggiosi di questa puntata ed ora le risposte. La Pampognola, eccola qui, il maggiolino in dialetto bresciano. E in via Marconi, in quelli che oggi sono gli uffici tecnici dell'amministrazione comunale, una volta ci fu un ospedale. Terza e ultima domanda, diamo la risposta. In che periodo vennero realizzati i portici di Corso Zanardelli tra il 1734 e il 1773, ovvero nella seconda metà del 1700. Chiudiamo qui, grazie anche oggi, alla prossima, arrivederci.